Di nuovo buongiorno da Telefriuli e ben trovate questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con una storia di poco scioccante che arriva da Pordenone, dove la Polizia di Stato ha scoperto che una bambina di 3 anni veniva abusata sessualmente dal patrigno. All'uomo, un 55enne, è stato vietato di avvicinarsi alla minore e di parlare con lei. Sono costretta a fare alcune cose brutte col compagno della mamma. Sono bastate queste poche parole confidate da una bambina di 11 anni ad alcuni amichetti a far emergere un quadro di grande sofferenza che la minorenne viveva da quando di anni ne aveva 8. Una storia di abusi sessuali che arriva dal Friuli occidentale, scoperta dalla Polizia di Stato di Pordenone dopo alcune segnalazioni giunte in questura alcune settimane fa. Le confidenze della bambina hanno portato i poliziotti della squadra mobile, coordinati dalla procura, ad avviare un'immediata e mirata attività di indagine, al termine della quale gli investigatori hanno accertato che il patrigno aveva abusato sessualmente della piccola da quando lei aveva solo 8 anni. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto nei confronti dell'uomo, un 55enne residente nella destra Tagliamento, l'esecuzione di una misura cautelare già eseguita dalla squadra mobile per reato di violenza sessuale nei confronti di una minore. Prevede il divieto di avvicinamento alla bambina a non meno di 500 metri e di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo. Al patrigno è stato inoltre applicato il braccialetto elettronico. Un totale di 427 persone, 46 veicoli controllati, 2 sanzioni amministrative elevate da 55 operatori del compartimento della Polizia Ferroviaria Regionale sono i principali numeri dell'operazione Rail Safe Day del 2022 effettuata martedì. Le verifiche hanno interessato 33 località tra stazioni ferroviarie e altri siti del territorio regionale. Le 2 multe sono state elevate per indebito attraversamento dei binari e per una violazione al codice della strada. Per la costruzione di nuovi asili nido e scuole dell'infanzia, ma anche per l'ampliamento e la riqualificazione degli stessi, dal PNRR arrivano al Friuli Venezia Giulia poco meno di 60 milioni di euro e sono 60 gli interventi inseriti in graduatoria. Dal PNRR arrivano in Friuli Venezia Giulia quasi 60 milioni di euro da investire per gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Un investimento senza precedenti, commenta il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi alle strutture dedicate alla fascia 0-6 anni, con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi di istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla nostra regione sono destinati 59 milioni e 829 mila euro per 60 interventi su scuole dell'infanzia, asili nido e poli dell'infanzia. Obiettivo di questa linea di investimenti è quello di aumentare l'offerta educativa nella fascia 0-6 anni in tutta Italia, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie, quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità. Dei 60 interventi in Friuli Venezia Giulia, 35 riguardano strutture della provincia di Udine, 13 quella di Pordenone, 8 quella di Gorizia e 4 quella di Trieste. 20 interventi risultano ammessi, 40 sono in riserva. 33 progetti riguardano gli asili nido, 27 i poli dell'infanzia. Quanto al tipo di intervento, nella maggior parte dei casi si tratta di riqualificazioni di edifici esistenti, 19 sono le nuove costruzioni, una decina gli ampliamenti. Si tratta del più grande piano mai realizzato sul tema dell'istruzione per la fascia 0-6 anni, con un investimento complessivo di 4,6 miliardi di euro, dichiara il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Il governo, continua, ha lavorato in questi mesi e sta ancora lavorando affinché il piano sia attuato rispettando tutte le scadenze previste. E a Udine secondo round per le iscrizioni ai nidi di infanzia comunali, per quelle tra Dive e Tempo fino al 30 settembre, ma si potranno effettuare solamente online con lo SPID. 4 mesi e mezzo dopo la chiusura delle prime graduatorie, il Comune di Udine riapre alle domande di ammissione ai nidi di infanzia comunali e lo fa per le iscrizioni cosiddette tardive, ovvero quelle necessarie ad inserire i bambini tra i 3 mesi e i 3 anni nelle graduatorie di riserva. Fino al 30 settembre quindi spazio nuovamente ai genitori nella corsa a un posto in asilo nido tra le strutture pubbliche gestite dal comune, corse che però non saranno più agli sportelli. Infatti, per accedere alla graduatoria di riserva, la domanda potrà essere effettuata solamente online sul sito del comune di Udine ed è necessario essere in possesso dello SPID, altrimenti sarà impossibile inoltrare la domanda.
In città i nidi di infanzia comunali sono 4, a cui si aggiungono però 9 strutture private convenzionate con Palazzo d'Aronco. Alle domande tardive potranno accedere solamente i genitori che non abbiano presentato domanda alla tranche di febbraio. Questa mattina in prefettura a Trieste una delegazione coreana della Daewoo ha chiesto ai sindacati di liberare i motori che sono fermi nello stabilimento Wärtsilä dopo l'annuncio della società finlandese di avviare il licenziamento di 450 operai. Il tavolo non è andato bene con i sindacati che hanno lasciato l'incontro poco dopo l'inizio. Il prefetto ci ha convocato, ha fatto questa richiesta, noi per rispetto delle istituzioni ci siamo presentati con la dirigenza della Daewoo, che francamente hanno ribadito il fatto che gli servono i motori. Noi non abbiamo un discorso aperto con la Daewoo, ma il discorso è aperto con Wärtsilä e non è esclusivamente sindacale, perché perfino il ministro ha richiesto alla Wärtsilä quella volta di fare un passo indietro per poi fare una discussione aperta a tutti. La Wärtsilä ha rifiutato e ci troviamo in questa situazione, solo che i vertici coreani ci hanno addirittura fatto presente che i motori sono un discorso di proprietà privata, che lo considerano un esproprio. A quel punto il tavolo è finito immediatamente, quindi abbiamo assolutamente, ci siamo alzati e siamo usciti dalla sala. In questo quadro dalle istituzioni è arrivata l'ennesima conferma di compattezza con i lavoratori. Esatto, compattezza, dove l'assessore Rosoli, che era presente in videoconferenza a questa riunione, a questo tavolo, ha ribadito anche lei dell'ennesimo schiaffo preso sia da parte ai lavoratori sia da parte dello Stato, dove hanno addirittura dall'azienda Daewoo ha scavalcato anche l'ambasciata coreana per fare queste dichiarazioni al tavolo, dichiarazioni importanti dove parla di esproprio, ma soprattutto di proprietà dei motori, e quindi pronta a tutto pur di tirarli fuori. Nessun passo indietro però dei lavoratori. Nessun passo indietro, nel pieno rispetto delle regole che ci siamo dati dal 14 luglio. Oggi al tavolo una delegazione coreana supponente veniva ad illustrarci i loro interessi e il pregio della manifattura italiana. La manifattura italiana, è di Trieste, resta a Trieste, e questo deve far accelerare il tavolo per il ritiro della procedura e contestualmente aprire un dialogo tassativo per lo stabilimento di Trieste. L'aggiornamento sui dati Covid in regione con 949 nuove positività emerse nelle ultime 24 ore su 4.908 test e tamponi effettuati. Sono 6 le persone ricoverate in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre scendono ancora, in particolare a 209 di 8 unità, i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Oggi si registrano i decessi di 2 persone a Gorizia. Lo sport con la finale di Coppa Carne che si è giocata ieri a Tarvisio tra Villa e Folgore. Hanno vinto gli arancioni del presidente Dorigo. Telefriuli ieri ha trasmesso in diretta la partita, allora rivediamo le azioni migliori. La prima volta non si scorda mai e questa è la prima volta di una finale intercomunale della Coppa Carnia. Comunque vada, sarà un successo. Il Villa intanto va al calcio d'angolo, il traversone mette ancora fuori la difesa, poi il colpo di testa, la traversa di Boreanas e poi c'è la rete! Il vantaggio del Villa al minuto 43, la rete del numero 3. Alessandro Cimenti al 43esimo minuto. Fischietto alla bocca, duplice fischio, si chiude qui il primo tempo della finale. Secondo minuto con Sopracase, l'esterno destro del capitano che ha ricevuto da Boreanas e ha mandato la palla sotto l'incrocio dei pali e dunque traversone si alza, un campanile Tassotti, forse un tocco di mano, palla che rimane lì, Picco prova a intervenire, dice che si, ma lungo lancio per Boreanas che è in posizione regolare. Boreanas entra in area, poi va da Alessio Felaco tutto solo. Cosa ha sbagliato Alessio Felaco? Serie di finte su Zani, Alessio Felaco va al traversone dalla parte opposta, Santellani il tiro, dice la Coppa Carnia 2022 il Villa! E
ovviamente felicità incontenibile per il Villa che ha festeggiato a lungo con la Coppa e con i tifosi, guidato dal presidente Dorigo e dal tecnico Adriano Ortobelli. Mister, è stata una bella finale, una vittoria meritata. Ma sì, penso di sì, alla fine sì, anche se abbiamo incontrato una bella Folgore che gioca bene, noi più concentrati forse e volevamo di più forse questa finale. Però un complimenti anche a loro sicuramente. Sei emozionato? La vedo con gli occhi. Ma sì, abbastanza dai, diciamo così. Il presidente è vestito d'arancione. Ma mi sembra il minimo, no? Che devo fare? Dopo tanti sacrifici, cosa avevo detto prima io? Dopo tanti sacrifici era risultato... Era giusto avere anche un qualcosa in cambio, ecco. Io devo ringraziare tutti perché veramente oggi abbiamo fatto una partita perfetta. Il mister l'ha studiata perfettamente, abbiamo fatto didattica anche per poter vincere, pensi, didattica. Però sono quelle soddisfazioni che sembrano così banali, no? Sembrano banali, però sono grandi soddisfazioni per il nostro movimento, per tutti i ragazzi. Io non so se lei ha sentito i ragazzini in tribuna che tifavano, questo fa crescere tutto l'ambiente. E noi abbiamo bisogno di questo perché purtroppo la Carnia nel settore giovanile soffre e soffre tantissimo. Penso che questi stimoli servano per dare un qualcosa in più, per cercare di far crescere le cose. E alle 14.15 vi riproporremo la gara di ieri sera, il derby di Villa Travilla e Folgore, che è valso la conquista della Coppa Carnia da parte degli arancioni. Andiamo a Pordenone, che a inizio ottobre diventa nuovamente capitale del cinema muto. Tornano dal 1 all'8 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone per la 41esima edizione le giornate del cinema muto, una settimana di proiezioni con musica dal vivo, seminari, presentazioni, conferenze e premiazioni, tutto di nuovo in presenza, anche se non mancherà una selezione di proposte online per chi anche quest'anno non potrà raggiungere il Friuli per una full immersion nel cinema muto. A inaugurare ufficialmente il festival sabato 1 ottobre sarà la prima assoluta del nuovo restauro de Lo Sconosciuto del 1927 di Todd Browning, presentato in una nuova versione, accompagnato dall'Orchestra San Marco di Pordenone. A chiudere le giornate, sabato 8 ottobre, sarà l'ultimo film interamente muto di Hitchcock, L'Isola del Peccato del 1929, con una replica il giorno seguente. Gli eventi speciali cominciano il 30 settembre con la preapertura a Sacile nel Teatro Zancanaro. Sullo schermo la commedia Nella Camera di Mabel del 1926 di Mason Hopper, accompagnata dalla Zero Orchestra diretta da Gunther Buchwald. Attesa da qualche anno, prenderà avvio e proseguirà nel 2023 la retrospettiva Ruritania, un'ampia raccolta di film provenienti da tanti paesi diversi, ma che in comune hanno l'ambientazione in regni di fantasia localizzati nei Balcani, in Ruritania appunto. Nel programma anche parodie con i grandi comici dell'epoca, un omaggio per i 90 anni della Mostra del Cinema di Venezia, molti film di viaggio, documentari sulle eruzioni dell'Etna dei primi anni 20 del Novecento e alcuni fra i più antichi reperti cinematografici. Tra poco ci rivediamo con voi la linea, grazie per l'attenzione, arrivederci.